in aumento, anche il distretto di Belluno supera il parametro dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Da venerdì anche qui scuole chiuse dalla seconda media in su. Meno 2 giorni invece allo stop delle scuole nei distretti già annunciati ieri, Alta Padovana, Asolano e Veneto Orientale. Presidi e sindaci speriamo sia solo per 14 giorni. Il comitato regionale priorità la scuola contro la decisione di chiusura degli istituti, pronti alla mobilitazione. Non è questo il luogo del contagio, ma paga per tutti. Vaccinazioni, altre 53.000 dosi di Pfizer arrivate oggi in Veneto per accelerare i tempi, ma Zaia attacca sulla tripla autorizzazione necessaria per altri vaccini, così dice si perde tempo prezioso. A Roma la manifestazione del mondo dello sport e delle palestre, un vero e proprio funerale inscenato per descrivere un mondo in ginocchio, nutrita la partecipazione dal Veneto. Blitz della Guardia di Finanza in un appartamento in centro a Vicenza era stato trasformato in una vera e propria centrale della droga, 3 le persone in manette. Prosegue il rinnovo della flotta regionale di Trenitalia, oggi la consegna del 7° treno del 2021 sui binari del Veneto, il regionale Venezia-Bassano operativo da oggi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, dunque l'emergenza Covid in primo piano. Questa mattina si è riunito in una riunione straordinaria il Comitato Tecnico Scientifico che ha avanzato una serie di proposte al governo, ora chiamato a decidere per modificare il DPCM da pochi giorni in vigore. Tra le proposte quella di fissare il parametro di 250 casi ogni 100.000 abitanti come quota per far scattare automaticamente in quei territori la zona rossa, e ancora zone rosse sul modello di Voi, dei primi comuni interessati dall'ondata dello scorso anno, dello scorso marzo. E poi altra proposta è quella di creare dei lockdown come quello vissuto per le festività natalizie durante i weekend, ed è proprio questo il contenuto del sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è: ipotesi zona rossa nei weekend, giusto? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se invece la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata, anche se sentirete il segnale di occupato sarà comunque registrata la vostra risposta. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21:15 su Antenna 3. E adesso uno sguardo al bollettino di Azienda Zero con i casi nuovi positivi nella nostra regione nelle ultime ore. Sono 359 i casi registrati in Veneto nelle ultime ore rispetto al report della mattinata. E intanto sale a 5 il numero dei distretti veneti, da oggi anche Belluno, dove è stata superata la soglia dei 250 casi per 100.000 abitanti e dove nelle prossime ore le scuole dalla seconda media in su chiuderanno. Belluno vi annuncio che ha superato stamattina. È l'unica che ha superato. Ai già noti distretti di Veneto Orientale, Alta Padovana e Asolano da oggi si aggiunge anche quello di Belluno, dove questa mattina si sono superati i 250 casi per 100.000 abitanti, indicatore che da DPCM prevede la chiusura delle scuole. Per i primi 3 territori, dalla seconda media in su, didattica a distanza da giovedì, il giorno seguente, anche a Belluno. E allora eccola la nuova tabella dei casi nei 23 distretti del Veneto aggiornata ad oggi. Nell'USL 1, Belluno, come detto, a 251,02 casi. Nell'USL 2 il distretto di Asolo con 279,66 casi. Si sta avvicinando, seppur ancora lontano dalla soglia di 250, il distretto di Pieve di Soligo con 177,64. Spostandosi all'USL 3, dati ancora lontani dal limite di Guardia, con il dato più elevato, quello di Chioggia, 177 casi. Nell'altra azienda sanitaria veneziana, la 4 in Veneto Orientale, si è passati dai 302 casi di ieri agli attuali 348,18. Nella 5 Polesana, Rovigo si avvicina ai 250 casi, ad oggi se ne registrano 224,87 per 100.000 abitanti. Nell'USL 6,
Padova, Terme e Colli con 263,40 e Alta Padovana con 280,27. Non troppo lontano il distretto Padova, Bacchiglione Piovese con 204,27 casi. Nell'azienda 7 Pedemontana attenzionato l'Alto Vicentino con 233,91 casi. Situazione ancora sotto controllo nell'8 Berica, mentre nella 9 Scaligera occhi puntati su Ovest Veronese e Pianura Veronese, rispettivamente con 183,58 e 181,23 positivi per 100.000 abitanti. Specchio di questo aumento dei contagi, la pressione sugli ospedali. Che in prospettiva non ci possiamo permettere di riempire gli ospedali perché non ce la faremo a curare tutti. Accelerare la campagna vaccinale dunque diventa quanto mai fondamentale. 53.300 le dosi di Pfizer giunte questa mattina in Veneto e nell'ottica di accelerare le vaccinazioni dal presidente Zaia arriva una proposta. Mi chiedo per quale motivo vaccini autorizzati FDA, Food and Drug Administration, quindi il massimo ente di certificazione che viene riconosciuto a livello planetario, devono avere il vaglio successivo dell'EMA e il vaglio successivo dell'AIFA. Mi chiedo perché dobbiamo perdere tutto questo tempo, perché ci sono dei vaccini autorizzati negli Stati Uniti che noi ancora non possiamo utilizzare per questo motivo. Dunque, come avete sentito, da venerdì, lo ha spiegato durante la conferenza stampa l'assessore Lanzarin, da venerdì dunque anche nell'ex distretto 1 di Belluno scuole chiuse. Nel distretto di Feltre la situazione è ancora sotto controllo. Nel distretto di Belluno complessivamente inteso per effetto del focolaio importante che abbiamo in Cadore, Comelico e Pezzano, più che focolaio di una diffusa situazione di sviluppo epidemico, siamo di fatto alla chiusura automatica delle scuole. Da venerdì le scuole di 3/4 del territorio della provincia di Belluno, coincidente al perimetro dell'ex distretto 1, saranno chiuse. I ragazzi della seconda e terza media e gli studenti delle superiori torneranno alla didattica a distanza. È il servizio epidemiologico regionale ad aver presentato i nuovi numeri che vincolano la scuola, e questi numeri dicono che da ieri a oggi nel distretto che da Belluno arriva fino alle Terre Alte è stata superata l'incidenza di 250 casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti, soprattutto in Comelico e in Cadore. Oggi ci siamo concentrati sulla scuola e su altri interventi classici di contenimento epidemico, quindi allargamento dell'isolamento, tracciamento molto determinato dei contatti e potenziamento della campagna di vaccinazione. La chiusura delle scuole sarà comunicata ai sindaci, ogni 7 giorni ci sarà un aggiornamento della situazione che provocherà naturalmente disagi alle famiglie. E intanto si ricomincia a parlare di lockdown limitato ai weekend per limitare gli spostamenti e di conseguenza la diffusione del contagio. Io sono convinto che vada mantenuto questo equilibrio, cioè tenere le attività produttive aperte, alcuni servizi importanti aperti, ma cercare di potenziare il contenimento epidemico con azioni di sanità pubblica. E anche i 28 comuni del distretto 4 Alta Padovana si preparano a chiudere le scuole a partire dalla seconda media. I sindaci sono pronti a dare esecuzione all'ordinanza quadro che arriverà dalla regione. Intanto arrivano buone notizie da Carmignano di Brenta, tutti negativi i tamponi molecolari dei 60 bambini che avevano ricevuto la prima confessione. Aspettiamo l'ordinanza e vediamo cosa recita. Io mi sto interfacciando anche con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensorio di San Giorgio Leperti, che è San Giustino in Colle, gli ho detto di aspettare, che è certa la sospensione. La decorrenza sarà determinata dall'ordinanza regionale. Salgono i contagi nell'Alta Padovana, che in queste ore hanno toccato il tasso di 280 positivi ogni 100.000 abitanti. Avviato il conto alla rovescia per la chiusura delle scuole a partire dalla seconda media, 10.600 gli studenti coinvolti. I 28 comuni del distretto 4 agiranno insieme con un'ordinanza unica. Per questo Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle, presidente della conferenza dei sindaci del distretto 4, invita all'unione. In questo momento io per primo ho detto e ho scritto nella nostra chat che abbiamo: fermi tutti, sangue freddo, usiamo il buon senso, non facciamo i cani sciolti che ognuno fa la propria ordinanza, ne facciamo una unica a partire da una data che riteniamo più congrua e sia necessaria per dare la possibilità ai genitori di organizzarsi nel rispetto chiaramente delle 48 ore, in modo tale che usciamo tutti uniti
con un'unica direttiva che diventa anche più facile per tutti quanti. I dirigenti scolastici sono in attesa, i piani per la didattica a distanza già pronti. La chiusura dovrebbe essere di 14 giorni dalla data di inizio, che sarà comunicata in modo ufficiale a ogni singola famiglia dalle scuole, che di fatto già stanno preparando il tutto in queste ore. Un appello va alla responsabilità di ognuno. È il momento di uno sforzo corale, con distanziamento e mascherina, anche se si gioca al parco. Se ci diamo una mano tutti, riusciremo, spero, molto presto a uscire da questo incubo, perché inizia a diventare un incubo. A tornare in classe saranno invece da mercoledì ragazzi della quarta elementare di Carmignano di Brenta, che il 28 febbraio hanno celebrato la prima confessione con il parroco risultato positivo. Tutti negativi i tamponi molecolari eseguiti. Per loro la scuola in presenza ricomincia. Anche nel distretto Terme, restando nel Padovano, superati 250 casi per 100.000 abitanti e anche qui dunque scuole chiuse. La notizia è arrivata solo nel tardo pomeriggio di lunedì con l'ultimo aggiornamento dei contagi. Anche il distretto 2 Terme Colli rientra nella cosiddetta zona rossa, superando i 200 contagi ogni 100.000 abitanti. Scuole chiuse a partire dalla seconda media e 100% di didattica a distanza per le superiori anche nei comuni della cintura urbana, che comprendono Mestrino, Rubano, Selvazzano, Saccolongo e zone Terme e Colli. I sindaci del distretto nelle prossime ore firmeranno l'ordinanza di chiusura stesa assieme ai tecnici dell'USL, ma il malumore per essere stati avvisati tardi serpeggia. E abbiamo ragione a lamentare il fatto che i sindaci, che poi devono fare un'ordinanza di chiusura delle scuole, dovrebbero essere obiettivamente i primi a saperlo. Restano a casa gli studenti del liceo Galilei di Selvazzano e quelli del polo dell'Alberti di Abano, con oltre 1.500 ragazzi. La città di Padova al momento è esclusa dalla zona rossa, ma la situazione è in divenire, visto che la maggioranza degli studenti delle superiori che vive nei comuni del distretto Terme Colli frequentano gli istituti superiori cittadini. Ci saranno due fratellini, o un fratello e una sorella, uno che va in seconda media o in terza media e rimane a casa al 100% a fare DAD. Il fratello delle superiori che va a Padova al Fermi continua ad andare al 50%. È obiettivamente un paradosso dato dall'aver disegnato l'ambito intorno al distretto. C'è una permeabilità in particolare tra gli abitanti del distretto 2 con gli abitanti del distretto 1 e in parte del distretto 3, che lo caratterizzano come un'unica grande città. Quindi io ho l'impressione che nelle prossime ore potrebbe anche rivelarsi che i numeri aumentano anche qua con noi e quindi bisognerà prendere quel provvedimento, forse. Il comitato Priorità alla scuola contro la decisione di chiusura degli istituti scolastici nei distretti interessati, pronti alla mobilitazione. Questo è l'ennesimo caso di sopruso, sulle scuole. La chiusura delle scuole con tutto il resto aperto è una cosa inaccettabile. La chiusura temporanea delle scuole in zona rossa fa partire la mobilitazione del comitato di studenti, genitori e insegnanti di Priorità alla scuola, che già aveva annunciato per il 26 marzo una manifestazione nazionale. Ma le iniziative sono già iniziate per chiedere alla Regione di rivedere i provvedimenti. Già oggi partiremo con un mail bombing alla Regione Veneto e nei prossimi giorni sicuramente torneremo anche nelle strade, fuori dalle scuole, a farci sentire. Non può essere sempre la scuola a pagare quando crescono i contagi e per questo sono i numeri a parlare, spiega il referente di Priorità alla scuola. I dati diffusi da Azienda Zero e dalla Regione Veneto parlano chiaro. La scuola non è il luogo del contagio, spesso e volentieri rimane un solo caso, non ci sono casi secondari. La popolazione studentesca colpita è il 3,5% e l'incidenza della popolazione studentesca sul totale dei positivi è dello 0,16%. Anche l'assessore Donazzan, in un'intervista del 4 marzo, ha dichiarato che le scuole devono essere le ultime a chiudere, che le scuole sono sicure e che il contagio avviene al di fuori degli istituti. Allora perché oggi chiudiamo le scuole? Bisogna poi tutelare gli studenti con disabilità o problematiche speciali. A loro la scuola in presenza deve essere garantita, considerando anche la necessità di una frequenza quanto più ordinaria insieme ai compagni. Noi supporteremo le famiglie che faranno richiesta e sentiremo i dirigenti scolastici, proveremo a far pressioni sui dirigenti scolastici affinché prendano coraggio e accolgano dentro le scuole anche studenti e studentesse non certificati, diciamo così, proprio per garantire invece a ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali e disabilità una reale inclusione.
Un focolaio di Covid ha interessato l'Hotel della Poste di Cortina, l'albergo più antico e iconico della cittadina ampezzana, che è stato così costretto a chiudere 3 giorni fa. Le persone contagiate fanno parte del personale della struttura. Il titolare ha detto di non essere a conoscenza di contagi tra gli ospiti. Lo storico albergo, durante i recenti mondiali di sci, era crocevia di molte persone coinvolte nell'evento sportivo ed era ad esempio sede Casa Veneto, il quartiere generale della regione. In realtà, dice il titolare, avevamo già deciso di chiudere per mancanza di clientela. Con l'entrata in zona arancione del Veneto molti avevano disdetto, restare aperti era impossibile. Poi è uscito anche questo focolaio, non so dire da dove o come possa essere successo. Noi albergatori, prosegue sempre il titolare dell'hotel, siamo attenti all'osservanza di tutte le regole, ma senza l'obbligo di un passaporto sanitario, come facciamo a sapere chi arriva nella nostra struttura? E nel pomeriggio a Roma è andata in scena la manifestazione, la protesta degli operatori dello sport. Tra gli organizzatori, Yuri Dorian Gray, titolare di una palestra del Trevigiano. Siete venuti qui a dimostrare la vostra rabbia, a far vedere che esistiamo, che non siamo un popolo di invisibili, noi siamo qui e ci mettiamo la faccia tutti insieme. Hanno sfidato la pioggia, si sono riuniti nel rispetto delle misure anti-Covid gli operatori dello sport che hanno manifestato a Roma. Il programma prevedeva inizialmente Piazza Montecitorio come scenario della protesta, ma l'elevato numero di adesioni, oltre 2000 persone, ha spinto gli organizzatori a spostarsi in Piazza del Popolo. Tra gli ideatori della giornata anche Yuri Dorian Gray, titolare della palestra di Maser, che nei mesi scorsi aveva deciso di continuare la sua attività nel parcheggio esterno della struttura. Noi siamo scesi qua perché finalmente dobbiamo farci vedere anche a Roma e comunque dobbiamo far capire a questo governo che noi non siamo invisibili e non siamo nei fantasmi. Cioè noi esistiamo e siamo in tanti e vogliamo i nostri diritti, quello di lavorare, quello della salute e soprattutto quello del nostro futuro, perché così noi moriremo. Sotto al palco una corona di fiori a rappresentare la morte dello sport. Osservato anche un simbolico minuto di silenzio. Un minuto di silenzio perché lo sport è stato praticamente seppellito. Sono arrivati da ogni parte d'Italia e del Veneto per chiedere che alle attività sportive venga permesso di riaprire in sicurezza, come spiega Patrizia Salviato, titolare di una palestra di Padova. Io credo che con i dovuti sistemi di sicurezza occorre adesso un'immediata riapertura e che lo Stato sia nel campo con noi. Non ce ne saranno tanti anche di voi, ragazzi, tanti di voi. Non vanno messi nel dimenticatoio circa 4.000. Un appello al governo ribadito anche da Roberto Gerardo, presidente della Federazione Sindacale Sport Italia. La gente qui non sta chiedendo questo maledettissimo ristoro che pur ci servirebbe, ma sta chiedendo di lavorare. La Costituzione italiana al 4º articolo dice semplicemente che abbiamo diritto al lavoro. Questo diritto è stato calpestato. Siamo alla cronaca. Blitz della Guardia di Finanza in un appartamento in centro a Vicenza. Era stato trasformato in una vera e propria centrale della droga. 3 le persone finite in manette. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Vicenza, scoperta in un appartamento in centro cittadino una vera e propria centrale della droga. Tra le persone arrestate, tutte di origine nigeriana, tra i 30 e i 39 anni, sequestrati 640 grammi di sostanza stupefacenti, in particolare eroina e cocaina, ma anche marijuana, droga che messa in commercio avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. È stata trovata davvero un piccolo opificio, diciamo, di confezionamento di sostanze stupefacenti, perché nei locali comuni, in particolar modo nella cucina, sono state trovate materiali per il confezionamento, quindi bustine di cellophane, un panetto di mannitolo. Sequestrate anche attrezzature, cellulari, 75 bustine termosaldate e pronte per la vendita, oltre a denaro in contante per oltre 6.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento di spaccio. I 3 soggetti arrestati sono risultati essere 2 richiedenti asilo politico e un terzo con lo status di rifugiato in attesa di protezione internazionale. Uno dei 3 era aggravato peraltro già da una condanna per spaccio del Tribunale di Prato. Un appartamento che era già sottoposto ad attenzione da parte dei finanzieri e sul quale le indagini si sono intensificate dopo l'arresto a Grisignano di Zocco a fine febbraio di un corriere nigeriano con 93 ovuli in pancia.
Si può ipotizzare una duplice finalità, cioè dire una finalità per lo spaccio al minuto ma anche come centro di smistamento. Infatti taluni degli ovuli che sono stati sequestrati in occasione dell'arresto di questi 3 soggetti sono del tutto simili a quelli che sono stati sequestrati sul finire di febbraio al Corriere Ovulatore. È scoperta dalla Guardia di Finanza di Este una maxi frode all'IVA, 7 gli indagati. Una rete di tutto rispetto, quella intessuta da un professionista romano e da 6 complici che avevano dato vita a una triangolazione di una 90ina di società filtro nell'ambito di una frode carosello nel settore della commercializzazione di prodotti elettronici di pregiata qualità destinati alla grande distribuzione specializzata. Le indagini sono state avviate con una serie di verifiche fiscali da parte dei militari della Guardia di Finanza di Este, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, e hanno portato a un sequestro preventivo di beni per 18 milioni di euro, tra gli altri sigilli a 15 immobili, 5 società, 60 conti correnti. Una maxi evasione per un imponibile IVA di 235 milioni di euro. A insospettire i militari della compagnia di Este, che sono riusciti a far luce nella fitta ragnatela creata dagli indagati, l'assenza di sedi operative nei territori interessati sparsi in tutta la penisola e consumi energetici quasi inesistenti. Si rinnova la flotta dei treni regionali in Veneto, oggi il taglio del nastro per il 20° arrivo. Si tratta del POP regionale Venezia-Bassano. Il treno sanitario anche in Veneto, ma soltanto dopo la sperimentazione sull'alta velocità Milano-Roma con tampone prima di salire a bordo, anche se, puntualizza Zaia, l'obiettivo è la vaccinazione di massa. Ma guardate, noi vogliamo presentare la regione Covid free, bisogna fare vaccini. Se ci danno i vaccini, vacciniamo, tutti i veneti saranno vaccinati, l'Italia saranno tutti vaccinati e quindi potremo presentarsi al mondo come Covid free. Taglio del nastro per la cerimonia di consegna del 20° treno POP alla flotta regionale. Dopo quelli consegnati a gennaio e febbraio, si tratta per l'esattezza del 7° giunto in questo 2021 sui binari del nostro territorio. Eccolo alle mie spalle il treno dove spicca il leone di San Marco, il regionale Venezia-Bassano, che prenderà, diciamo così, servizio proprio da oggi. Una velocità massima di 160 km/h, il POP conta 305 posti a sedere dotati di prese elettriche e USB, più 6 posti bici nei quali è possibile ricaricare anche i cicli elettrici. Treno regionale che rientra nel programma di rinnovo della flotta previsto dal contratto di servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia. 1 miliardo di euro su tutto, sui treni prima di tutto, ma poi anche sulla loro manutenzione. È importante quello che stiamo vedendo oggi perché entrano in servizio sempre nuovi treni e la percezione del passeggero nel vedere nuovi treni, il conforto che gli diamo è importantissimo. Il contratto prevede la consegna di 78 nuovi treni, 47 ROC e 31 POP da qui ai prossimi anni. Con la flotta regionale che aumenterà di altri 2 treni dal prossimo marzo. Portando il totale della flotta veneta per questo 2021 a 22 treni per un investimento di oltre 660 milioni di euro. Benvenuti in Giappone perché? Perché stiamo parlando del ringiovanimento di tutto il parco macchine che passerà da 16 anni di media di età a 4 anni. In chiusura vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21:15 con una nuova puntata di Ring. Ospiti l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Marco Bonet del Corriere del Veneto, Laura Puppato del Partito Democratico e ancora Cristian Demma dell'associazione Furti in Corso, Patrizia Salviato, titolare della palestra che avete visto anche nel nostro servizio, e Ugo Di Bennardo, amministratore di CAV, e poi Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, che racconterà la sua esperienza con il Covid che lo ha portato in ospedale. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al Meteo. Alta pressione in rimonta, la giornata di mercoledì 10 marzo sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, nel corso della giornata sarà ben soleggiato ovunque e senza piogge, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche locale velatura.
Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non cambia la situazione, sempre tanto sole dappertutto, al massimo con poche nubi sparse. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 12-13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, sole anche qui su tutti i settori, si mantiene buono dunque il tempo con cielo al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3.